È stato rimesso in libertà Sandro Levac, il nomade di 55 anni, fermato domenica notte nella sua abitazione di Macerata sul Piave perché sospettato di aver accompagnato con la sua auto sul luogo della rapina i tre banditi armati che hanno poi fatto irruzione nella casa della famiglia Biondo a Cavallino Treporti, ferendo con un colpo di pistola il figlio 33enne Alberto, tuttora ricoverato. Il GIP Marco Biagetti, al termine dell'interrogatorio di garanzia, ha disposto l'immediata scarcerazione, ritenendo non sussistere evidentemente né i presupposti per la custodia in carcere né per i domiciliari, come aveva sostenuto il suo stesso difensore, l'avvocato Andrea Zambon. Mi sono opposto all'applicazione di qualsiasi misura cautelare, non ravvisando alcuna esigenza cautelare invocata dal pubblico ministero. Per l'EVAC dunque solamente l'obbligo di presentazione giornaliera ai carabinieri. Mentre le indagini proseguono per chiudere il cerchio intorno alla banda, il 55enne davanti al giudice ha respinto ogni addebito. Lui ha spiegato le ragioni per cui era andato a Cavallino Treporti, ha negato ogni addebito, non c'entra nulla con questa rapina, non sono mai scese persone dalla sua macchina, non sono mai salite persone dalla sua macchina, lui è partito da Macerata, è andato a Punta Sabbioni, si è fermato in 2 o 3 bar che doveva trovarsi con una persona e dopodiché ha fatto rientro presso la propria abitazione. Per gli inquirenti, procede la Procura di Venezia, a suo carico ci sarebbero invece gravi indizi. È possibile che il quadro si ricomponga con maggiore chiarezza solo una volta intercettati i materiali esecutori della rapina. I 4 avrebbero agito in concorso, sebbene l'EVAC si sarebbe limitato a fare l'autista, ma l'avvocato Zambona è convinto che la sua posizione sarà chiarita. No, è tranquillo, è sereno, anche perché è sicuro di quello che dice.